era nervoso, è il carattere suo. Magari me la sono cercata, è solo colpa mia. Non me l'ero immaginata così. Non è colpa tua. Così mi hanno detto. Non è colpa tua. Mi hanno detto così. Sono Micaela Faggiani, direttrice di Fuori la Voce. Fuori la Voce è un magazine, un mensile in versione sia digitale che cartaceo. Eccolo qua, vi mostro il front e anche il back del nostro mensile che, come dice il nome, vuole tirare fuori la voce a chi voce non ha. Tirare fuori la voce significa restituire il diritto di parola anche a chi normalmente non può esprimerla, perché vittima di soprusi, sopraffazioni e violenza. Ovviamente non sono sola, ma c'è una redazione accanto a me. Prima fra tutte Alessia da Canal, caporedattrice. Alessia. Fuori la voce diciamo che ci calza a pennello, perché non è soltanto una rivista, sono valori che ci sono qui alle spalle, ci sono persone che conosciamo, che abbiamo conosciuto e che abbiamo il piacere di farvi conoscere, perché sono storie veramente incredibili. Fuori la Voce ha come obiettivo quello di arrivare al maggior numero di persone possibili e cercare anche di sensibilizzarli in merito ad argomenti importanti quali i diritti delle donne e il bullismo nell'ambito scolastico. Sono Melania Greco, responsabile marketing del magazine Fuori la Voce. Abbiamo voluto evitare delle pagine pubblicitarie all'interno del magazine. E a quel punto perché scegliere Fuori la Voce? Fuori la Voce non è banale. Non ha confini geografici. Non riguarda solo gli esseri umani. Non è per tutti. Non è politically correct. Fuori la Voce non è solo testo. Non è solo un cartaceo. Non è solo per donne. Non è solo immagini. Non è solo un giornale online. Non è uno spazio vuoto. Non è solo un'associazione. Non è solo per adulti. Non è solo per ragazzi. Fuori la Voce è il magazine che stavi aspettando. Quindi leggete Fuori la Voce.